Inguaribile riformista lo era, sì, e nel panorama attuale ci manca davvero. Di Giorgio Lago restano però gli scritti, le riflessioni e ora molti dei suoi articoli sono stati raccolti in un libro in diffusione in questi giorni con i quotidiani locali del gruppo Finegil, L'Espresso, un modo per rendere omaggio al giornalista che non c'è più e un modo anche per capire quel nord-est fra rivoluzioni e proteste che Lago aveva intuito e cercato di spiegare agli altri. Non faccio un processo, non entro nel merito, ma il dato proprio. Giorgio Lago, da Castelfranco, professione giornalista, sapeva leggere le dinamiche del nord-est come pochi. Quando se n'è andato nel marzo 2005 ha lasciato un'eredità fatta di intuizioni. Riforme, autonomie, federalismo fiscale erano per lui pane quotidiano, prima come direttore del Gazzettino, poi come opinionista del gruppo L'Espresso. I temi che lui ha posto e soprattutto il piglio e la volontà e il grado di ottimismo che ci ha posto nel trattare di queste questioni rimangono attualissimi. Da lui ci viene esattamente l'invito a non mollare, anche se all'apparenza non abbiamo fatto un millimetro avanti. L'inguaribile riformista è il titolo di un libro che raccoglie una selezione degli articoli che Lago ha scritto nell'ultimo decennio della sua attività, su Repubblica e sui quotidiani Mattino, Nuova e Tribuna. Articoli di grande attualità. Questo significa sostanzialmente tre cose: che lui vedeva bene e vedeva lungo. Due, che poi era un attore politico e culturale e che quindi contribuiva e ha contribuito a avviare dei processi che ancora adesso sono attuali. Tre, che questo è un paese che non cambia mai. Un mese di luglio importante.